dei giudici. Inizia il match. Bella flotte, Carcares. La palla viene data proprio a lei, era data come infortunata e la palla caldamente viene dal lavoro. Oggi un turno infrasettimanale complicato, e comunque Kosonen che batte la buonasera a tutti. Comunque Torok butta dall'altro lato, bellissima l'azione del Messina, copre molto bene Kosonen, va sull'Avighetto, la palla è al centro, di nuovo Marsala, Torok, la palla è a terra, porta Marsala al 4 pari e in battuta c'è proprio la centrale Caserta. Gran bel punto in fast. Buona Abbiamo la questo battuta. attacco, una pipe. Era di Giulia Viscioni, è un Free ball. free ball. Vediamo adesso. Questa è carina, davvero bella, una parallela Atleta interessante. molto interessante. Buona la ricezione, è ottimo a contenere la forza di Capitan Carcaces. Giulia Viscioni. La Palla tocca il nastro. E stavolta il muro. Necessariamente il gioco sull'Avighetto, ma di allargare. Vediamo se, ecco, infatti allarga in 4, però La tocca benissimo Benedetta Campagnolo. L'avversario costruisce un gioco facile. ricezione contenuta, l'attacco. Torok, diagonale bellissima. Giulia Caserta, le centrali sono tutte e due in campo. Brava Andrea. Qui bisogna cercare di attaccare con la Caserta, magari un attimino, perché alle bande li stanno contenendo, ma ancora una volta di banda bisognerà attaccare. L'attacco A tutto non braccio, è eccezionale della capitana, mette la palla a terra. Ecco che allora talvolta l'atleta si è trovata costretta anche a sparacchiare a tutto braccio Il muro, e la palla è andata fuori. La Carcases blocca Vighetto, adesso l'attacco è di Messina. Ancora una volta Cicola di nuovo su, prende il murone Jessica Kosonen, è 25-19 per le messinesi, per le ospiti. E riparte il set e il riparte muro... così come era finito, Sì. con un muro. Carcases riceve malissimo. Ace. Ferraro in battuta, la palla contesa sul nastro. La Cecchini non riesce a rimettere di prima intenzione. Vighetto, la palla è salvata. Di nuovo ricostruisce Marsala, di nuovo su Vighetto, la schiaccia ma nulla da fare. Bellissima Torok. Zoizi sembra capitalizzare le attenzioni di tutte le atlete marsalesi in battuta. Ancora su di lei. Mamma mia, prova Cecchini a centro ma la palla è bassa. Ottimo muro di Marsala, contenuta a muro. Pipe difende alla morte e poi si Pipe gioca contro Pipe. Si gioca la Pipe addirittura dopo la difesa. Kosonen questa palla andrà all'ala adesso, no? Ancora una volta Vighetto. fuori mano Vighetto. Difende bene Kosonen, palla bassissima, Bassa. bassissima ma passa. Messina cercano la Torok anche per allontanarla dall'attacco. Vighetto murata prepotentemente da Zoisi. Ricezione di casa messinese. Bella battuta bassa, Carcases prende la palleggiatrice prova e un pallonetto e vai, cioè non la difende nessuno. Cecchini. Questa non lo so se era dentro o se era fuori. Che palla presa. Mani fuori. Poi la battuta della Grippo, davvero velenosa. Sì. Blocca Contenuta. il muro. Questa è una palla che la Grippo però deve gestire meglio. Credo ci sia un'invasione. Va bene, ma non vediamo se questa la può schiacciare e prende il muro Barbara Varaldo. Giocava a Pomezia, ha giocato a Messina, Udine. Contenuta. Guarda che palla la Carcases, bellissima.
finirlo infatti, bene e non concedere all'avversario, qualunque sia, noi parliamo tanto di Marsala quanto di guarda lì, questa è una bellissima, è proprio la neoentrata Rachele Rastelli, mancina, è un opposto, non tutti gli opposti sono, la chiude proprio Torok, e la chiude la Torok, e invece la batte e fa punto. Io non lo so. La tira a centro, vediamo un po' questo attacco sulla capitana che mette la palla a terra. la sfrutterei davvero tanto, perché è un colpo che può essere davvero micidiale rispetto alle classiche aperture. No, questa volta fuori. va fuori, Che vorrà dire già molto in questo match. Derby davvero ben giocato da tutte e due. È il punto di Carcases. in battuta È l'arbitro che c'entra lì. Carcaces a tutto braccio, Vediamo. però l'appoggia dall'altra parte. Che muro di Benedetta Campagnolo. Troppo ghiotta l'occasione per un atleta come lei per non attaccare direttamente. Toro in attacco lei, e questa volta è murata. Questa volta è murata. 21-17. Vediamo cosa. Giulia Chiara Cecchini sulla mette la palla Zoggi. bene. Gli servono le mani. Palla contrastata a muro, ancora la capitana, ancora una volta la palla parte da questa. Torok, che i palleggi le hanno fatte diverse giocatrici sia da una parte che dall'altra. Vediamo questa costruzione e invece blocca il muro. Baraldo, Palazzetto dello sport di Marsala. una gran battuta, ha la possibilità la dell'attacco. Caserta, no, La palla è ancora buona, indirizza. E stavolta Carcases. Che match. La La piazza. palla è da questa parte, contenuta. Prova il pallonetto, Kata Torok. Va di nuovo dalla capitana, Luna Cicola la prende. E Pipe. Mamma mia che La palla ritorna tenuta. alla capitana, pallonetto preso questa volta dal libero marsalese. Free ball. Tisma di nuovo sulla Carcases. Luna Cicola. Varaldo. Mamma mia che palla. Varaldo aveva giocato un gran colpo, Sì. un gran colpo. No, bellissimo però, grande muro di Benedetta Campagnolo. Ha sempre tirato davvero tanto bene e con grande coraggio. Ottima la battuta, la palla viene di qua. Di nuovo la costruzione di Marsala. Kata Torok. Mamma mia, che set pazzesco. 29-27 per Marsala. Una grande Messina, non riesce a bloccare. È una partita davvero da 1x2. È bravissima questa lettura. Quindi qualcosa vogliono cambiare, Vediamo questa dall'opposto, la palla va fuori e un mani fuori. Non si può fare polemica su ogni palla, non No, avrebbe senso. ma assolutamente. E a questi livelli sicuramente non lo si fa. Ricezione della Torok, bassa la palla per la Varaldo che non può che rimettere la palla dall'altra parte con il palleggio. Ottimo attacco, buona la difesa della Ferraro ed è di nuovo la Varaldo che va a attaccare forzando questa volta la palla. Fase di grande equilibrio, pallonetto. Guarda qua quello che sta La succedendo. Torok non può che rimettere la palla a due mani dall'altra parte. Ottima difesa di Barbara Varaldo, la palla è di nuovo bassissima e il muro. Girato l'Europa, Panathinaikos. Torok in battuta, Una su tutte. battuta ficcante ma Bravissimo il muro, ottimo il muro di Marsala. ecco Brava, l'indicazione, Kata Torok. ecco l'indicazione che era arrivata da lì. Cecchini, Vediamo questa costruzione, vanno sulla Carcases, non riesce assolutamente. questo è un pallonetto Florencia Ferraro. millimetrico.
Buona la battuta della Varaldo, uscita. Che muro che si prende, che deve cercare, se vuole avere ragione in Kosonen. questa partita. Ancora una volta batte tattico, a largo, fuori mano, presa, free ball, free ball, free ball. Un po' di confusione, vediamo un po'. Buona bene, la difesa, buona la difesa. La Varaldo prova ad attaccare, ma la pipe. Bellissima difesa anche questa. Ancora una volta la Varaldo. Murone. Assolutamente positivo. Buona la battuta. Staccata da rete, la palla non può che andare in free ball. Uno, attaccato, la palla Ferraro. L'hanno presa. Altra free ball. Altro centro. Murata questa volta. Guarda cosa tira Floppy Ferraro. Muro di Chiara Cecchini. Messo in difficoltà. Sì. Non c'è stata soluzione diversa che non fosse quella di palla in 4. E finalmente per Marsala arriva il primo attacco a centro. Mette la palla dentro sul posto 5. Viscioni, che attacco. Pozzoni ci prova dalla seconda linea. Il muro contiene l'attacco della Carcares. Che è successo? Parla di invasione e vuole il check. Adesso vedono e dice che il tocco non c'è a rete. Non c'è. E quindi Non vince c'è il il set. 21-25. Non c'è il tocco. Sì, perché se c'è il cambio palla poi se la trova in prima linea, certo. E c'è il cambio palla immediatamente. Anche di confermare il quarto set. Il quarto set che è stato obiettivamente gestito con grande. Gioca bene la Carcases. Con evidente superiorità. Assolutamente sì. Questa è una cosa, è un segnale. Un segnale. Ancora staccati da rete, anche se. Zoizi. Kosonen muratissima, murata pazzesca di Benedetta Campagnolo. Bella battuta. Palla in 4. Torok riesce a recuperare Ferrari. Che difesa di Cicola. Batti e ribatti. Palla di nuovo alla Cicola. Buona ottima questa difesa con raddoppio. Kosonen. La palla è ancora dentro. La palla era buona. Che bombe che arrivano. Vediamo, questa è il muro, difende Vighetto. Torok, la palla di Oggioni. Free ball. C'ha l'attacco Marsala. La potrebbe dare. La spinge, ma Oggioni riprende di nuovo. Non era l'Oggioni, guarda lì cosa fa Carcases. Diretti in attacco con Muri. È bella, è forzata questa palla, non è semplice. Sì. Non è semplice. Ma loro difendono tutto. C'è da dire che. Guarda cosa fa Carcases. E l'invasione di Messina. Contesa. Pazzesca. Florenzia Ferraro in battuta. Palla di là. Lì ci siamo, però. Di nuovo sulla Carcases, ma la palla è fuori. Ma è toccata. Le batte addosso? Le batte addosso? No, la tira al centro. E invece 15-14 per Messina, un attacco bello. Per me era finita. Guarda lì, è 15 pari. Di nuovo Chiara Cecchini. Cecchini in battuta. Mette la palla dentro. È buona, la free ball di nuovo. Kosonen fa il pallonetto. E stavolta Zoizi non sbaglia nulla. È stata appoggiata dall'altra parte. Palla sembrava fuori. E la palla è dentro, vince Messina. Un gran muro di Messina. Muro.